rischiamo veramente che a metà maggio di rimanere senza acqua e quindi di cominciare a provvedere ad un razionamento. L'allarme degli agricoltori risuona forte di fronte ai dati ARPAV che parlano di un livello delle falde significativamente più basso rispetto allo stesso periodo del 2022, questo a causa delle poche precipitazioni in pianura. Nei primi 15-20 giorni di febbraio sono caduti mediamente 0,5 mm di pioggia contro i 60 degli anni scorsi e le scarse nevicate in montagna. Preoccupante anche la situazione dei fiumi, i deflussi dell'Adige sono inferiori del 26% rispetto alla media del periodo. Il Brenta registra un meno 37%, il Po a Ponte Lagoscuro meno 56% e il Bacchiglione a Montegalda meno 68%. Tutto questo si riflette sulle colture dei prossimi mesi e se non preoccupa il frumento, diversa la situazione per le altre semine. Il mais, la soia, le barbabietole, cioè quelle culture che andranno giù da qui a pochi mesi, che si troveranno già dei letti di semina probabilmente aridi e quindi anche lì bisognerà agire con un intervento di emergenza già in fase di semina. Mancano le riserve idriche e nemmeno le piogge previste nei prossimi giorni basteranno. Probabilmente non riusciremo né a rimpinguare le falde e tantomeno ad alzare quello che è la portata dei fiumi. La CIA si rivolge ai consorzi di bonifica per interventi immediati. Delle misure di gestione e di manutenzione di quelli che sono i corsi. Non ci possiamo permettere di sprecare un goccio di acqua per l'agricoltura. Dopodiché crediamo che vadano predisposte delle paratie, cioè anche nei corsi minori. Noi dobbiamo trattenere più acqua possibile. Ma quella che ormai non può più essere considerata un'emergenza siccità ha bisogno di interventi nel lungo periodo. Nel momento in cui viene meno l'oggetto dell'impresa agricola e quindi la produzione agricola, è chiaro che viene meno quello che è il progetto d'impresa e con il rischio che poi di tutti i problemi annessi e connessi che ci sono, quindi la mancanza della redditività, la perdita di aziende, la perdita di tessuto imprenditoriale all'interno del territorio